Sarà il questore Antonio Sbordone, così come stabilito dal prefetto Raffaele Grassi, ad autorizzare o meno, e volta per volta, le manifestazioni dei Novax No Green Pass a Padova. Dovranno svolgersi, scrive il rappresentante del governo, in un contesto rispettoso della salute pubblica, dell'ordine e della sicurezza. La prossima manifestazione autorizzata si svolgerà quindi sabato 11 dicembre alle 15. Sarà statica in piazza Sartori, da dove ha preso il via l'8 dicembre l'ultima protesta in movimento. Il questore prefetto che valuteranno di volta in volta, capiscono, però sì, ovvio, c'è democrazia, si può fare, per carità, basta che non riempiamo terapie intensive in continuazione, però alla fine sono responsabili non solo delle persone, anche di loro stessi che fanno, perché anche loro si contagiano, per cui penso che sia un dovere da parte mia fare questa attenzione. Quindi potrebbe essere un provvedimento temporaneo, sindaco, finché c'è il Natale? Questo è un periodo particolare, c'è troppa gente, per fortuna c'è molta gente, la città è bella, viva, per cui in questo periodo qua è molto delicato. Chiaro che da gennaio cambia, però stiamo attenti. Quindi la sanità e la salute prima della libertà di manifestare. Non ha paura delle critiche? Sono abituato. Critica più, critica meno, io devo pensare alla salute dei cittadini. Oltre ad ascoltare la voce del sindaco, a motivare la decisione del prefetto ci sono varie cause legate alla sicurezza. Le obiettive difficoltà di far rispettare l'obbligo di indossare la mascherina durante le manifestazioni, i disagi generati alla libera circolazione dei cittadini non manifestanti, il malessere diffuso tra i padovani per il continuo susseguirsi delle stesse.